Salve a tutti, vediamo ora di capire il concetto di lavoro in fisica, che ha un significato ben preciso che è diverso dal significato che diamo alla parola lavoro nella vita di tutti i giorni. Quindi pensiamo a un corpo che viene tirato da una forza F su un piano. Per effetto della forza il corpo si sposterà di una certa distanza, avremo uno spostamento S. Ebbene, il lavoro è proprio uguale alla forza per lo spostamento. Il lavoro si indica con la lettera maiuscola A, che viene dal tedesco Arbeit, che significa lavoro. Si può indicare così, qualcuno indica anche diversamente. Ok, l'unità di misura del lavoro è l'unità di misura della forza per l'unità di misura della distanza, newton per metro, newton metro, newton per metro, e visto che è molto importante e si usa molto, ha preso anche un nuovo nome che si indica con la J maiuscola, e joule, oppure joule, dice qualcuno, come preferite, insomma, newton metro uguale a joule. E questo nel caso in cui la forza sia parallela allo spostamento. Se invece più in generale abbiamo una forza che è inclinata di un angolo alfa rispetto allo spostamento, come ad esempio una scatola viene tirata con una forza inclinata, però la scatola si muove orizzontalmente, allora come dobbiamo ragionare qui? Beh, qui abbiamo la forza parallela allo spostamento. Qui qual è la forza parallela allo spostamento? È la componente Fx, indicate Fx e Fy perché una direzione x e una direzione y. Quindi questa forza si scompone in due componenti, e quella che produce il lavoro è solo la componente parallela allo spostamento, solo Fx. In questo caso il lavoro sarebbe Fx per S, questa componente. Ma questa componente a cosa è uguale? Se noi ci calcoliamo il coseno di alfa, qui abbiamo cateto adiacente fratto ipotenusa, abbiamo Fx fratto f, e se noi moltiplichiamo questa equazione con f troviamo che Fx è f coseno alfa. Quindi qui abbiamo f per coseno alfa per s, e qui che ho scritto fs coseno alfa. Questo è nel caso della forza inclinata di angolo alfa. Fy non produce lavoro, il lavoro di una forza perpendicolare allo spostamento è uguale a 0. Sì, non influisce sullo spostamento. Se invece abbiamo una forza che si oppone allo spostamento, una forza frenante, allora diciamo che il lavoro è negativo perché va a contrastare lo spostamento. Qui, se pensate, questo succede quando abbiamo un angolo alfa compreso tra 90 e 180 gradi. Abbiamo una forza che rallenta lo spostamento. Però proprio il coseno di un angolo tra 90 e 180 gradi è negativo, quindi in realtà lo troviamo già dalla formula, ci ritroviamo il lavoro negativo. Ok, va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.